Cari emigranti, bentrovati. Eccoci con un nuovo appuntamento e il tema di oggi sarà la nuova legge sull'IMU e sulla Tari, ma nello specifico le agevolazioni riservate ai nostri emigranti, che da questa tematica non pochi saranno coinvolti. Pochi giorni fa, il 4 dicembre, è stata approvata una nuova legge che riguarda le agevolazioni per IMU e per Tari. L'IMU è l'imposta municipale unica, è un'imposta che si paga sulle proprietà degli immobili e su proprietà dei terreni. E questa imposta esclude evidentemente le abitazioni prima casa, le abitazioni non di lusso. Fino al 2019 le agevolazioni erano per l'emigrante come quelle dell'italiano residente in Italia, vale a dire l'esenzione totale sul possesso della prima casa o dell'usufrutto della prima casa. Dal 2020 ad oggi, perché oggi è ancora in vigore la vecchia legge, quindi nel pagamento che andrete a fare il 16 di dicembre 2025 riguarda ancora il vecchio sistema. Noi adesso parleremo del nuovo sistema. Dicevo, dal 2020 al 2025 sono state fatte diverse variazioni. Quella attualmente in corso è che l'esenzione è riservata soltanto agli italiani iscritti AIRE, Anagrafe Italiani Residenti all'estero, e pensionati, ma pensionati in regime di convenzione con l'Italia, vale a dire che hanno contributi in Italia. La nuova legge prevede delle tabelle abbastanza complesse. La prima è che il proprietario dell'immobile emigrante deve sempre essere iscritto AIRE. La seconda è che questo fabbricato deve trovarsi in un comune non più di 5.000 abitanti, quindi vengono esclusi tutti gli altri comuni. La terza condizione è che il proprietario abbia avuto residenza nel comune dove ha sede l'immobile, l'edificio, per almeno 5 anni. Questo non si capisce il perché e soprattutto crea problemi quando l'edificio passa in donazione o in successione al figlio che magari è nato all'estero e quindi è sempre stato all'estero ma pur iscritto AIRE. L'esenzione viene applicata in base alla rendita catastale. Se la rendita catastale è fino a 200 euro, esenzione totale. Se la rendita catastale è da 200 a 300 euro, abbattimento del 60%, quindi pago il 40%. Se la rendita a 301 e 500, abbattimento del 33%, quindi pago il 67%. Da 500 euro a salire, evidentemente non ho nessuna agevolazione. Quindi noi questa legge che finalmente dopo 5 anni è arrivata, ci fa piacere, però non collima con le nostre intenzioni, con le nostre richieste, perché il nostro ente ha presentato in questi 5 anni sia al Parlamento che ai parlamentari eletti all'estero diverse richieste di rivedere questa legge. La legge è stata rivista, certo è più conveniente per quanto riguarda l'attuale 2025, ma assolutamente non è paragonabile a quella del 2019. E le motivazioni sono queste, che i comuni fino a 5.000 abitanti hanno l'esenzione, i proprietari di un immobile che ha sede in un comune con 5.000 abitanti, ma tutti gli altri sono esclusi. Lo Stato prevede che siano 100.000 le agevolazioni, 100.000 italiani che possono usufruire questa agevolazione, ma ricordo che i nostri emigranti italiani all'estero sono più di 6.400.000, quindi i 100.000 sono pari all'1,50%. Questa legge è stata approvata alla Camera, andrà a breve al Senato. Auspichiamo che i nostri parlamentari eletti all'estero, che dovrebbero essere sensibili alle nostre richieste, alle nostre sollecitazioni nell'interesse dei nostri emigranti, provvedano ad effettuare delle rettifiche.
Altra osservazione, non viene più considerato l'usufrutto del fabbricato ed è importante che rientri anche l'usufrutto. Per quanto attiene alle tabelle, fino a 200, faccio un esempio, se io ho un fabbricato che vale 199 euro al catasto non pago, se ne vale 201 pago con lo sconto, ma pago. Quindi sarebbe bello, anziché fare delle scaglioni rigidi, degli scaglioni, quelli come l'IRPEF, che fino a ho questo sconto, da 201 a 300 un altro sconto, da 301 a 500 un altro sconto. Quindi tutti potrebbero usufruire di una eventuale agevolazione. Quindi io credo che questo sia importante. La legge del 4 dicembre è stata approvata all'unanimità alla Camera e quindi questo dimostra una certa sensibilità, ma noi chiediamo che venga applicata uguale all'italiano residente in Italia. La seconda valutazione di questa legge è la Tari, è una legge che anche questa è incassata dai comuni, che necessita per il pagamento del trasporto dell'immondizia e della pulizia delle strade. Qui viene fatto un abbattimento del 50%, ma anche prima l'avevamo, dovevamo fare richiesta al comune, ma l'avevamo, quindi sostanzialmente è cambiato poco. Si auspica che venga inserito la possibilità da dare ai sindaci che venga concesso eventualmente un ulteriore sconto fino ai 2/3 dell'abbattimento. Ora, queste due leggi, la politica deve capire che il proprietario di un immobile in Italia che è residente all'estero, se viene vessato da gabelle varie, IMU, IRPEF, IVA, luce, gas e altre spese, questo deciderà di svendere quel patrimonio immobiliare. Ma questo crea un problema, perché vuol dire che non verrà più in Italia a vedere il suo patrimonio, ma anche le generazioni future. E quando questo emigrante, che ha un patrimonio in Italia, quando viene in Italia, è turista, quindi spende, quindi crea reddito. Ora, è importante che noi cerchiamo di mantenere queste persone sul territorio. Su questo tema io credo che dopo che verrà approvata la legge torneremo a parlarne. Noi continueremo a fare le rivendicazioni ai nostri parlamentari, ma anche voi le potete fare direttamente, scrivendo o comunque contattateci, perché noi dell'Ente Bergamaschi e nel mondo siamo consapevoli e ci proviamo a far capire alla politica che l'emigrante proprietario di un patrimonio immobiliare è reddito, è un'opportunità di reddito. Grazie per l'attenzione, un caro saluto a tutti.